Per Giorgio Tozzato, presidente della Sagra del Rosario. Bene, siamo contenti per aver fatto questa raccolta di tappi attraverso le scuole, il comune e le varie associazioni che hanno aderito alla Proloco. E stiamo ora caricando nel camion per fare la consegna alla ditta di Padova. Giù, guardate giù, tutti giù, così la puoi mettere su internet, tutti giù, bravissimi. Ecco i pilastri della Scuola Verdi. Va bene. Venite qua, uno alla volta, un bottiglione di quelli, dai, via, senza farvi male, uno, Su, andiamo di qua, Claudio. Metta tutti i ragazzi, Piacere stare. Chi mi stava parlando? Un applauso a tutti i ragazzi che stanno arrivando! Le scuole, via, iniziamo dal presente. Guardate, io ringrazio soprattutto i bambini e le famiglie che si sono adoperate per questa iniziativa, ringrazio l'organizzazione Pengo e vi auguro di avere tanti di questi momenti in cui voi bambini siete di esempio anche per i grandi, perché attraverso queste azioni riusciamo a dare veramente un bel modello, un bel esempio a come bisogna unire le forze per il bene della società. Grazie a tutti quanti, tutta l'organizzazione. Alla raccolta, mi sembra sufficiente. Tutte le famiglie di Mogliano sono state coinvolte in questa raccolta, perché qui bisogna ricordare che ci sono quelli della vostra scuola e quelli delle altre scuole, quindi bisogna ringraziare tante famiglie moglianesi che hanno contribuito
a questa iniziativa. Quindi grazie a tutti, grazie alla Penco e alla Giovane. Tutti giù gli altri con terra. Allora continuiamo la presentazione. Quindi adesso la parola va all'assessore ambiente, perché senza la scuola non potevamo fare questo. Senza l'assessore ambiente, quello che vuole riciclare i campi insieme a qualche uomo non potevamo fare. Ecco. Bravissimi a fare questa raccolta, che tra l'altro è una raccolta differenziata spinta. È importante riciclare i rifiuti, ma questo le maestre e i genitori ve lo insegneranno. Qui ancora di più abbiamo riciclato addirittura la plastica dei tappi, e per un'iniziativa bellissima, grazie alla Pengo Life, grazie. Bravissimi a fare questa raccolta, che tra l'altro è una raccolta differenziata spinta. È importante riciclare i rifiuti, ma questo le maestre e i genitori ve lo insegneranno. Qui ancora di più abbiamo riciclato addirittura la plastica dei tappi, e per un'iniziativa bellissima, grazie alla Pengo Life, grazie anche alle associazioni che hanno collaborato, la Proloco, che vedo qui rappresentante, la Fiera del Rosario, grazie a tutte le maestre, alla direzione scolastica, e continuiamo così. Appena finiscono le foto andiamo dentro, perché deve finire il Salvini! Silenzio! Ecco, il presidente Silenzio, se non si sente niente! che sapete che è l'associazione che finanziamo con questa raccolta, e loro fanno educazione, istruiscono i cani guida per i ciechi. Mi dicono che ora questi tappi diventano cassette per la frutta, vengono macinati, riciclati e trovano nuova vita, diventano appunto cassette per la frutta. Vorrei aggiungere una cosa che è interessante per tutti, che forse domani Mogliano, che è un po', mi sembra, cittadina all'avanguardia su iniziative, che 18 e 19 il nostro novedente ricevuto il cane, d'accordo con il comune di Grantorto, fanno la prima Paralimpiadi per disabili. Chi vuole fare un giro domenica prossima, sono da 500 ragazzi disabili iscritti, potete vedere rugby in carrozzina, basket, ciclismo, simulatore Ferrari, scherma, danza, e alla sera alle 9 c'è un musical fatto dai volontari a pochi volte, perché abbiamo una nostra socia che noi chiamiamo Matta, che mette i volontari sul palco e ci saranno 34 persone che fanno del scenette di musical. Noi invitiamo a Grantorto, vicino Piazzola, c'è una manifestazione da vedere e domani potrebbe tornare anche voi qui a Mogliano, molto molto utile. È un nostro disabile, Giosuè, che ha organizzato assieme a chiaramente lo staff questa, e io l'ho portato. Il giorno 2 di giugno c'è la festa della... Parla di diversabilità all'interno di Discord e di altri contesti. Noi abbiamo partecipato insieme anche a tutte le famiglie, le ragazze che oggi sono a parenti, amici, alla raccolta tappi proprio per promuovere una mentalità di tipo ecologico. Stiamo scrivendo la notizia drasticamente dell'utilizzo della plastica all'interno della comunità, questo per dire che sono persone in grado di contribuire a queste iniziative. E voglio ringraziare ufficialmente il corpo della Polizia Municipale che ci segue da anni nelle nostre organizzazioni a livello di Mogliano.
merito della giornata mi ha dato possibilità, la scuola è meravigliosa, ho trovato dei ragazzi eccezionali, degli insegnanti deliziosi, nel senso che interessante, che vedi ragazzi educati, attenti, e questo è merito degli insegnanti che li hanno durante le ore scolastiche, perché tutto lo noto quello lì. Stai organizzando te di fare quella giornata a favore dei non vedenti, perché la città di Mogliano si sta veramente interessando, e complimenti agli assessori, al sindaco e al mondo sociale, e ad Aldo Giovanella e al gruppo dei veterinari. Allora complimenti all'associazione Latte Project